L'Europa declassa il lupo e il Ministero dell'Ambiente dà il via libera all'uso dei proiettili di gomma contro i lupi che vengono definiti confidenti, ovvero che manifestano comportamenti di abitudine all'uomo e al suo ambiente. L'intervento, confermato dall'istituto che si occupa della fauna selvatica, è consentito in Veneto sino a fine anno e suona come una risposta alle tante richieste di aiuto che sono arrivate da un territorio che deve fare i conti quasi quotidianamente con le predazioni dei lupi. Solo qualche settimana fa il presidente della provincia era andato a Roma per spiegare al ministero la situazione. Questo è il primo segnale concreto e ritengo anche utile, perché sparando coi pallini di gomma si possono allontanare appunto questi grandi predatori, ma soprattutto allargando la platea di chi può sparare, sempre in un ambito di persone formate, si può realizzare qualcosa di concreto per allontanarli. E altra cosa importante, credo che sia il segnale di vicinanza agli allevatori, soprattutto agli allevatori giovani che investono sul nostro territorio. Questo è solo il primo passo, ribadisce Nardin. La strada è ancora lunga, ricorda il presidente, ma va percorsa assieme a chi è coinvolto in questo problema. Un lavoro di squadra. Io ringrazio tantissimi sindaci che con noi sono venuti a Roma, ringrazio la Regione Veneto che ci ha sostenuto in questo facendo la richiesta ad ISPRA, quindi ritengo che questa squadra debba rimanere compatta per portare nuovi importanti risultati. Purtroppo i risultati non sono veloci come sarebbe necessario, però l'importante è che ci siano, l'importante è perseverare, quindi continuare a lavorare insieme per trovare un nuovo equilibrio fra attività imprenditoriali, fra attività dell'uomo e animali grandi predatori. Il primo squillo dopo la diffusione della notizia della possibilità di usare i proiettili di gomma arriva proprio dall'altopiano dei 7 comuni, flagellato dalle predazioni ormai da anni. Abbiamo sempre applicato la teoria dei piccoli passi, un passo alla volta. Speriamo di poter arrivare a risolvere il problema, soprattutto per quanto riguarda il nostro alpeggio, le nostre malghe, che sono effettivamente danneggiate dalla presenza di troppi carnivori in montagna. E spero davvero che questi piccoli passi uno alla volta possano portare alla soluzione definitiva del problema, che è quella di avere un numero di lupi che possa vivere nel nostro territorio, perché nessuno è contro alla presenza del lupo in bosco e in montagna, ma che sia equilibrato secondo le esigenze antropiche e anche secondo le esigenze delle nostre malghe e del nostro allevamento in montagna.